Buonasera e bentornati all'appuntamento settimanale con Secondo Noi. Questa sera parliamo di quanto è stato fatto con l'assestamento del bilancio del 2017 che il Consiglio regionale ha approvato nei giorni scorsi. Ne parliamo con il consigliere regionale del Partito Democratico Vincenzo Martinez. Buonasera consigliere. Buonasera. Allora, dicevamo, dopo la legge di stabilità siamo abituati a vedere verso il periodo estivo, verso luglio, un assestamento, quindi la Regione che dopo aver stanziato il grosso nel periodo di dicembre a fine anno interviene con altri fondi per... ce lo dirà lei adesso per fare che cosa. Quindi la prima domanda è di quanti soldi parliamo per questo assestamento e dove sono andate le risorse? Sì, intanto bisogna dire che l'assestamento, a differenza delle scorse edizioni degli scorsi anni, certamente le scorse edizioni del bilancio, interviene sul monitoraggio delle cose che sono state fatte. Quindi i soldi vengono messi sulle azioni già messe in piedi dalle leggi regionali per verificarne l'andamento e la loro praticabilità. Questo significa intervenire in corso d'opera anche? Certo, poi in particolare noi sappiamo che questa è una legislatura in cui queste leggi innovative sugli enti locali e sulla sanità sono delle grandi operazioni che ovviamente beneficiano di questo assestamento. Ecco, avete stanziato 210 milioni. 210 milioni su che settori principalmente? A che cosa ha puntato questa maggioranza? Intanto, come dicevo prima, appunto si trattava di intervenire in maniera positiva sulle leggi che noi abbiamo già messo in piedi e in particolare le riforme che ho citato. Poi ci sono degli aspetti come le infrastrutture su quali siamo intervenuti in maniera specifica. Voglio ricordare per esempio l'intervento sull'aeroporto con un aumento del capitale sociale. L'aeroporto non lo voleva nessuno tempo fa, invece ricapitalizzandolo gli stiamo dando una nuova indicazione per il futuro. Ecco, ricordiamo l'aeroporto che viene da un momento di difficoltà, di mancanza anche di passeggeri banalmente. Certamente è stato ristrutturato al suo interno, come qualcuno avrà avuto l'occasione di vedere. Sono stabilite nuove rotte e in questo momento l'aeroporto è inutile, quindi siamo partiti da una situazione utile. Quindi siamo partiti da una situazione in cui nessuno la voleva più a una situazione in cui l'aeroporto funziona e comincia a darsi anche una prospettiva molto diversa dal passato. Questo è uno degli interventi significativi che abbiamo fatto. Parlava di infrastrutture, anche in questo assestamento c'è una traccia che ci fa guardare a una infrastruttura molto importante alla quale si lavora da anni, che è la terza corsia della 4. Ovviamente non si è intervenuti con dei fondi. No, si è intervenuti però nella nostra società, che è la Friuli SpA, che indirettamente partecipa a questa operazione importante che è quella dell'autostrada. Quindi noi abbiamo uno strumento in più forte, più robusto per dire la nostra su questo percorso. Quindi intervenendo anche su autovie venete? Esatto, questo è la strategia che ci siamo dati e l'assestamento ci ha aiutato in questo senso. Allora, parlava di interventi a favore delle principali leggi che sono state fatte. Sappiamo sicuramente che c'è la sanità, sappiamo che ci sono anche le unioni dei comuni, quindi parliamo di riforma degli enti locali, messo mano alla riforma degli enti locali. Allora, c'è un termine che abbiamo visto circolare anche sui giornali, che è quello delle intese per lo sviluppo, una novità. Vorremmo capire un po' di che cosa si tratta. Ma per la prima volta i sindaci delle unioni lavorano insieme per definire quali sono le linee di sviluppo dei loro territori. Questo non era mai stato fatto, è una trattativa con la Regione. Finalmente i sindaci possono operare dal loro specifico punto di vista, collaborare e dire quali sono le cose sulle quali puntare per il futuro. Quindi una visione più ampia rispetto a quella di un singolo comune. Del singolo comune, e avendo l'iniziativa i sindaci, cosa che da altre parti d'Italia questo non avviene. Quindi un'attenzione al territorio che è figlia di quel percorso che abbiamo iniziato con la legge sulle unioni
intercomunali. Ecco, allora, adesso lei mi ha parlato di una regola, diciamo, generale. Parlando invece di casi concreti, andando ad esempio a vedere quali sono state le azioni, anche in termini economici di sostegno, parlando ad esempio dell'Unione del Friuli Centrale o comunque inerente alla provincia di Udine. Beh, intanto dobbiamo dire che sul patto, quindi sulle risorse che vanno sui territori gestiti dall'Unione, ci sono 13 milioni e mezzo di risorse messe a loro disposizione. Sul Friuli Centrale, che è l'area che vede anche la città di Udine e il suo circondario, c'è più di 1 milione, più di 1.100.000 euro e abbiamo verificato che i sindaci hanno puntato la loro attenzione sul turismo e sul turismo sostenibile in particolare, perché ci sono dei soldi coralmente messi nella progettazione di piste ciclabili e ciclopedonabili, perché si sa che il turismo del futuro passa anche per la bicicletta, quindi c'è bisogno di attrezzarsi in maniera adeguata. Questa è per esempio una scelta di campo che abbiamo visto voluta fortemente dai sindaci. Questo per coinvolgere, parlando di turismo, anche i paesi confinanti. Sappiamo che comunque l'Austria ha una tradizione di piste ciclabili e anche di persone che hanno voglia di fare queste cose. Si nota un grande aumento di quel tipo di turismo, dai confini del nord in particolare, e quindi insomma che questo territorio sappia accogliere in maniera adeguata, come avviene nel nord Europa, turisti con queste caratteristiche è certamente una sfida che vogliamo vincere e che certamente i territori vogliono vincere, chiedendo appunto di investire su quel tipo di attività. Questo è un esempio in cui i sindaci lavorano insieme ma anche accanto alla regione. Parliamo di turismo, sappiamo che insomma c'è l'agenzia regionale Promoturismo FVG e quindi c'è sinergia sia tra i sindaci che tra regioni. Sì, la novità è che intanto che i sindaci decidono loro qual è lo sviluppo del loro territorio, lo fanno trattando con la regione le linee generali e quindi anche il monte di risorse da mettere a disposizione per queste novità. Okay. Devo ricordare, chiedo scusa, anche sul territorio, che un'altra delle operazioni che abbiamo fatto che legano il territorio al tema delle infrastrutture è anche quei 16 milioni e mezzo che abbiamo messo per esempio su un'area che è quella dell'ex Manzanese del distretto della Sedia. Noi sappiamo che è grandemente in difficoltà da molto tempo, però per esempio si è voluto intervenire nello specifico per dare fiato e dare delle possibilità a quel territorio così importante e che ha bisogno di un aiuto specifico. Quindi accanto al turismo anche le attività produttive. C'è stato anche, per chi ha seguito il dibattito, non so, in realtà un po' magari anche difficile da seguire, 4 giorni di lavoro, è stato magari anche difficile per i consiglieri. Comunque all'interno del dibattito in Consiglio regionale, in fase di approvazione di questo assestamento, ci sono state varie, tra mozioni, emendamenti, ordini del giorno, c'è stato anche un intervento da parte sua, un emendamento se non sbaglio, che riguardava anche, che interveniva anche in ambito lavorativo, in particolare, adesso ce lo spiega lei, nell'ambito dei precari, insomma. Sì, si parlava dei precari della pubblica amministrazione, siccome c'è una legge che si chiama Madia e si occupa proprio della stabilizzazione dei lavoratori della pubblica amministrazione a tempo determinato, ritenendo che sia un bene per tutti che i lavoratori della pubblica amministrazione vengano stabilizzati, possano lavorare tranquillamente e la pubblica amministrazione possa agevolarsi di persone formate, capaci di rispondere in maniera più efficace ed efficiente, non solo, ma anche, come dire, di abbassare la media dell'età dei lavoratori attraverso persone che si stanno formando con i tempi determinati. Siccome esiste una legge nazionale che prevede questo, semplicemente mi sembrava giustificato dare una logica conseguenza e far ricadere i contenuti di quella legge anche in Friuli Venezia Giulia, perché noi abbiamo un contratto del pubblico impiego un po' diverso che si chiama comparto unico e non volevo che ci fossero differenze tra le possibilità date alla pubblica amministrazione
nei ministeri e quant'altro, e quanto avviene anche in Friuli Venezia Giulia. Senta, parlare di precari forse diventa un po' generico. Di che tipo di precari parliamo? Parliamo, come dicevo, dei tempi determinati, quindi volendo la pubblica amministrazione del Friuli Venezia Giulia può operare per stabilizzare parte di queste persone che già lavorano alla pubblica amministrazione. Non solo, ma la Giunta ha aggiunto un altro elemento, potendo anche bandire concorsi per gli interinali, un'altra di quelle partite delicate sulle quali è giusto intervenire, e così possiamo dare una possibilità anche per stabilizzare quel tipo di lavoratori. Quindi prevedendo all'interno dei concorsi pubblici, perché questo è certo, la modalità di accesso. Certamente, se gli enti lo riterranno e con tutte le caratteristiche che sono previste dalla legge. Quindi stabilire una quota per chi ha le caratteristiche giuste in per chi si trova in questa posizione. Senta, però all'interno del dibattito politico il centrodestra ha parlato di mossa elettoralistica. Io sono un po' dispiaciuto, devo dire, da questa cosa, perché, ripeto, mi sembrava che fosse una cosa semplice e chiara, cioè quella di riportare contenuti della legge Madia anche in Friuli Venezia Giulia, dando anche ai nostri lavoratori le stesse possibilità dei lavoratori a livello nazionale, avendo noi delle caratteristiche specifiche e facendo in modo che non ci fossero interpretazioni sbagliate. Quindi mi sembrava una cosa per certi versi anche un po' banale, e invece ho registrato una reazione un po' scomposta, di quale ignoro però la natura vera. Bene, allora il tempo a nostra disposizione si è velocemente concluso anche questa sera. Io ringrazio il consigliere regionale del Partito Democratico, Vincenzo Martinez, per averci illustrato insomma tutti questi interventi. Ringrazio voi da casa per l'attenzione. L'appuntamento è la prossima settimana, stesso canale, stesso giorno, stessa ora. Buonasera.